Buonasera a tutti, visti TV, il fenomeno de oggi di 30 de capitani della missa e 20 chimbe di de su miracolo. Bene, cominciamo detto da una cartella come sta sempre a Sadie, ma questa nube che sono scampiata e comunque sono pure sopra, non sono quasi cucuzzanne, sono tante, sanno che sono arrivate, sono spaziate, cioè non sono attaccate da fare, ma e quindi il sole sta illuminando Saida, però insomma, io dico che non era su Saravallo, ti deve scoculare ma pacco. Ecco, questa è già la situazione, è come, cioè, un po' modificata anche con una cosa dai nati. Bene, e diamo su Saravalle, te non era sole preno tutto da dire, però stanno vedere bisogno, insomma, ma non di andare a vedere a Neu, che a borda di Bescia Pratesone, quindi speriamo in buono. 26 gradi, temperatura massima, 3 gradi, temperatura minima. Si incrasa, cioè mercoledì 24 gradi, temperatura massima 12 gradi, già minima. Bene, andiamo su diretto, beh intanto non si sbrighiamo questa cosa, hanno stappato questo paio di ostale, a corta sa farmacia, ci sono dei qualcuno, si ha fatto in tenere e telefonando e a visto che vuoi mandare il loro messaggio, insomma. Oh, e beh, è stata la chiesa, tanta gente, il mese è stato tanto a sprena, hanno fatto un sosturno, sono arrivato sempre un po' più tardi, ecco qua, in piazza, ha baiato un clima abbastanza buono, insomma, quindi non da si poteva stare tranquillamente in mesa, ecco, proprio metta sempre. Ecco un'altra fotografia, dico. Bene, e di musica hanno data su cartellone oggi, chiaramente su Canto di Schimo, su martedì 30 settembre, festa di Nostra Signora del Miracolo, a Sasunnichi, santuario Nostra Signora del Miracolo Santa Messa, e processione in macchina del simulacro della Madonna del Miracolo fino alla chiesa di San Giorgio Martire, poi benedizione delle macchine, poi Salvatore Mesa, chiesa di San Giorgio Martire Santa Messa, poi assistita a messa, processione solenne con la partecipazione dei fedeli, dei cavalieri di Bitti e di Pattara, dei gruppi in costume di Bitti, Bono, Bertellì, Gonnesa, Nuoro, Oselo, Sorgono e Villa Urbana. Poi santuario della Nostra Signora del Miracolo, Santa Messa, arrivo di San Pantassone, ore 20, corte su Miracolo, serata folcloristica con i gruppi folco di Sabitta, di Bitti, San Michele Arcangelo del Bono, tradizioni popolari dei Garteddi, poi Sant'Andrea di Gonnesa, Nugoresa di Nugoro, Ammanutenta di Osilo, Sorgono desorgono, Bido Brama di Villa Urbana, con i tenores Mamoiadino di Mamoiada, Concordo Bolottanesu, Santo Bacchio de Bolottana, Mialino Pila de Visti. Balli in piazza con il Ballate Ballate Voisi, presenta la serata Francesco Spano, estrazione e sottoscrizione a premi. Estrazione, sottoscrizione a premi. Benissimo. Tutto questo non aspetta poi. Poi per quanto riguarda l'evento religioso, appunto festa del miracolo, ore 7, ore 9 Sante Messe, poi eh, ore 11 Santa Messa seguirà con il corteo delle macchine la processione del simulacro della Madonna del Miracolo alla chiesa di San Giorgio, ore 16:30 Santa Messa nella chiesa di San Giorgio Martire, poi processione solenne con la partecipazione dei fedeli, dei gruppi in costume, dei cavalieri di Bitti, Patala ed altri paesi. Poi solenne Santa Messa al santuario, l'animazione liturgica delle celebrazioni sarà curata dai cori parrocchiali.
dal 1° al 9 ottobre, vabbè, poi questo da Monzanato, Pellegrini. Ecco, poi Beste, allora, domenica 5 ottobre, ore 10, ore 17, Santa Messe, Santuario Nostra Signora del Miracolo, ore 12, Santa Messa, Chiesa San Giovanni Battista, ore 15, e poi il 15 e 16 ottobre, pellegrinaggio Madonna del Miracolo a Patara. Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo da innanzi, poi ieri non è stato possibile fare questa diretta del suo gruppo che vede suonare fisarmonica, pianola e cantanne, che purtroppo per due fare puntato a cara a telecamera, non va a più maniera di bellezza che era abbassare e quindi pazienza, insomma. Cioè, biteniamo pure essere ripreso dai BCTV, ma magari non si può, perché la telecamera è ingannata da essa luce del Subaru, quindi il valutatore di luminosità te valuta male e quindi si immagina che sì, è steppissima e può trasmettere gai in mezzo nuda, insomma, poi. Ascolta. Il dottore nominato ordinato che non si può riprendere, non si riprende. Va bene, andiamo da Nantesi, da Mossanova, Ciccolini lascia le briciole ad Uda, cioè Ciccolini ha vinto e sa le elezioni che Bini può essere eletto presidente della provincia, il sindaco di Vitti, doppia l'avversario del centrodestra Giuseppe Ciccolini e il presidente della provincia di Nuoro, il sindaco di Vitti, era in corsa contro il collega di Macomen Riccardo Uda. A votarli gli amministratori locali. Il vincitore, bandiera del Campolargo, ha sommato 60.475 voti, 366 elettori, mentre Uda, quota centrodestra, si è fermato a 28.867 preferenze, e cioè 170 elettori. Ciccolini punta ora sulla continuità amministrativa. La mattina del 9 settembre il neopresidente aveva presentato la sua lista insieme per la provincia di Nuoro, con quasi 250 firme raccolte in una decina di comuni. Si sono candidati insieme Ciccolini, alcuni consiglieri di maggioranza di Nuoro come Gabriella Boedo, Annalisa Canova e Mario Manca, ma anche Elisetta Bidoni dell'opposizione in comune, in lista pure il sindaco di Siniscola Gianluigi Farres e l'assessora del comune di Dorgali Sonia Mele. Ancora il primo cittadino di Oniferi Antonello Pilas, il vice sindaco di Borare Alessandro Porco, la fascia tricolore di Galtellì Franco Solinas e quella di Sorgono Francesco Fede. Grande soddisfazione per il risultato, un riconoscimento per il lavoro di questi mesi, ha detto a caldo la nuova guida della provincia di Nuoro. Ringrazio i 10 candidati della mia lista che hanno deciso di percorrere questa strada insieme, ma anche gli amministratori e tutti coloro che ci hanno sostenuto in queste settimane. Da domani, oggi, saremo al lavoro per il rilancio della nostra provincia, mettendo a disposizione le nostre competenze e la nostra passione. Amareggiato per la sconfitta l'avversario Uda, che comunque si è complimentato con Ciccolini e la sua squadra. Il mio in bocca al lupo al nuovo presidente della provincia di Nuoro, a cui auguro di poter lavorare al meglio rispettando l'impegno preso con gli amministratori e i cittadini per governare l'ente con coinvolgimento di tutte le comunità, ha detto il candidato del centrodestra. Sarà nostro compito verificare che questo avvenga con Uda 5 uomini e 4 donne, i consiglieri comunali di opposizione a Nuoro. Andiamo da innanzi, facciamolo sempre sullo stesso argomento, ma è stato il giornale, questo è la Nuova Sardegna con la disunione, Ciccolini eletto subito al timone. Giuseppe Ciccolini, 45 anni, sindaco di Bitti, il presidente della provincia di Nuoro.
questo il responso delle urne di ieri sera. L'esponente del PD ha superato l'avvocato Riccardo Uda, primo cittadino di Macomer. Va bene. A Oristano vince Pireggio, a Gallura trionfo di Nizzi, finale già scritto, una cosa già scontata. Elezioni provinciali, nessuna sorpresa, si impongono i favoriti. Il ministro Giauralde, buona amministrazione, buon profetto, buon avanzamento da parte del BCTV a Peppe Ciccolini, ma l'esame è stato già comunicato dopo iscritto. Allora, detenuti per mafia a Bado e Carros, il sindaco smentisce. Ieri abbiamo visto un articolo appunto su questo argomento, ma sul sindaco come smentite Emiliano Feno. Smente. Allo stato attuale nessuna comunicazione ufficiale è arrivata sul ventilato trasferimento a Bado e Carros di detenuti in regime 41 bis. A dirlo è il sindaco di Nuoro, Emiliano Feno, che interviene dopo che alcune notizie sull'imminente arrivo a Nuoro di una parte dei 92 reclusi destinati originariamente al carcere di Utah. Il primo cittadino ha chiesto un riscontro immediato alla dirigenza della casa circondariale di Nuoro e ribadisce la necessità di affrontare la questione con la massima attenzione. Sulla vicenda, fermo restando la preoccupazione dell'amministrazione comunale per il rischio di eventuali infiltrazioni mafiose, attendiamo l'ufficialità in collaborazione con tutte le forze preposte. Il nostro impegno, sottolinea Fino, è quello di vigilare affinché si evitino le condizioni per un possibile radicamento delle organizzazioni di stampo mafioso sul territorio, però praticamente non fa che nulla può combattere su chi arrivano. Rolle su 41 bis. Ma Chironis, l'acqua è troppo poca, se non pioverà, restrizioni in vista. Torpe, Guiso del suo consorzio di bonifica, serve l'invaso di Abba Lucente. Anche una te la diga può poi alimentare appunto Sarete. L'isola a passo lento è sostenibile. Al via noi camminiamo in Sardegna, non tanto ormai lo scamminatore, ma che in tutto tipo del cammino, tutto è già pronto per l'edizione 2025 di Noi camminiamo in Sardegna, manifestazione giunta alla sua quarta edizione che da domani al 4 ottobre prevede la partecipazione di diverse centinaia di amanti del turismo lento e sostenibile. Il sindaco del comune di Gartellì e presidente della fondazione Destinazioni di Pellegrinaggio Franco Solina esprime profondo entusiasmo e sincera soddisfazione. Va bene. B&B, Bed and Breakfast e case vacanze, la meta sono irregolari. Multe dei carabinieri per 90.000 euro. Siniscola, anche 3 persone denunciate. Infrazioni in tema di sicurezza. Quasi il 50% di irregolarità riscontrate dai carabinieri del comando provinciale di Nuoro nei controlli effettuati quest'estate in affittacamere, B&B e case vacanze del litorale. Sanzioni per circa 90.000 euro e 3 persone denunciate per non aver trasmesso al servizio alloggiati della questura le generalità degli ospiti. Oggetto dei controlli dei militari il rispetto della disciplina delle locazioni per finalità turistiche. Va bene, vamos a innanzi. Giovani a confronto sulla scienza, la carica del 1500 per Sarper, cioè cosa Tozzi, grande successo tra le scolaresche della notte europea dei ricercatori. Nuoro, impegno del pronto soccorso per ridurre i tempi di attesa.
a San Francesco il primo ambulatorio sardo, Se and Treat, carenare Se and Treat, io me lo qua, traducchimo, su traduttore, Se and Treat, ecco qua, English, puntiamo su traduttore e vediamo il si tratta, Se and Treat. Vedi vedi e cura. Se andate carenare vedi e cura, un modello per i pazienti con patologia a bassa intensità di cura. Ma che cavolo, costata l'avvio sperimentale dell'ambulatorio SEA and Treat risponde alle indicazioni regionali di riequilibrio territoriale dell'assistenza. Rappresenta in questo senso un'evoluzione rispetto ad altre esperienze italiane e stabilisce un collegamento con realtà analoghe che da molto tempo, soprattutto in Gran Bretagna, hanno trasformato la risposta alle piccole urgenze, riducendo drasticamente il ricorso alle strutture di pronto soccorso. Il commissario straordinario dell'SL, Angelo Zuccarelli, presenta così l'ultima novità in arrivo al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco, primo in assoluto in Sardegna, introdurre il modello organizzativo Se and Treat, vedi e cura. In italiano significa vedi e tratta. Ecco. Un sistema che punta a ridurre le attese e la permanenza in pronto soccorso per i pazienti con patologie a bassa intensità di cura, riducendo così il sovraffollamento e migliorando l'efficienza del reparto. Va bene. Quindi sono ambulatori praticamente. Medici, allora l'ordine professionale e l'ospedale per Gaza. I medici curano sempre chiunque, difendiamo la vita e la speranza. È un comunicato pro Palestina del dottore dell'ospedale San Francesco. C'è anche il San Francesco di Nuoro, tra i 100 ospedali per Gaza, la manifestazione nazionale in programma per giovedì prossimo. Il flash mob nel capoluogo della Barbagia è previsto alle ore 21 di fronte all'ingresso principale dell'ospedale. Intanto anche l'Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri scende in campo per esprimere profonda indignazione per la sistematica distruzione di ospedali e presidi sanitari nella striscia di Gaza e per le vittime tra i civili, pazienti e personale sanitario. Una cosa buona. Allora, boss out e Nuoro e polemica, l'IPD, il territorio è a rischio. Feno, nessuna ufficialità sull'arrivo a Bado e Carros. Sì, ma i teatri. Mia sorella era un vero angelo, siamo le donne di Cosa Pizzina, Maddalena, Carta, che è morta praticamente da 38 anni, il dottore del base in Rugali. Parla il fratello della dottoressa morta, per lei il lavoro era una missione. Meschina non si è sculata issa e quindi è morta in servizio. Le parole del ministro Schillaci sulla tragedia sarda: i medici non devono mai restare soli. L'effetto dirompente della morte di Maddalena Carta, che ha pagato con la vita il suo impegno per assistere i pazienti, anche nelle ore in cui stava già male, sta avendo vasta eco anche oltre i confini della Sardegna. Sulla vicenda ha preso posizione il ministro della Salute Orazio Schillaci. Siamo vicini, abbiamo trasmesso il nostro cordoglio alla famiglia della dottoressa Maddalena Carta, morta per un malore, per non lasciare soli i suoi pazienti. Mischinedda.
flop delle case di comunità, questa casa di comunità non la sanno tanto decantata, ma poi assai non hanno funzionato, senza poche attive, servizi minimi, sindacati alla regione, urgente accelerare. Senza le case di comunità e gli ospedali di comunità, i nostri ospedali saranno sempre più sovraffollati con i letti nei corridoi, cosa che oggi succede a Cagliari e a Sassari. Continueremo ad avere accessi al pronto soccorso e ricoveri impropri, cioè i pazienti che lì non ci dovrebbero arrivare, ma che non hanno trovato assistenza nel territorio, dice Carlo Usai, presidente della FADOI, la Federazione dei Medici Internisti. A fine ottobre ad Alghero ci sarà il congresso regionale e rilanceremo il nostro grido d'allarme. Bisogna accelerare, la medicina territoriale deve tornare ad essere protagonista. C'è l'urgenza di avviare questi presidi agili, intermedi e riempirli con il personale necessario. Però non succede. Prova. Vediamo se scommentano. Ciriaco 2, auguri a Peppe Ciccolini. Grazie da parte sua. Addio Speed, si punta sulla carta d'identità virtuale, gli iscritti siccome può entrare in calesiata pagina web ufficiale, posta da Michele, la sua per la denuncia di rete, eccetera, eccetera, tocca di usare gli Speed. Lo SPID, la chiave digitale che consente ogni giorno a milioni di italiani di entrare nei servizi online della pubblica amministrazione e di numerosi privati, potrebbe presto non essere più gratuito. Dopo le prime avvisaglie arrivate da tanti operatori privati, anche Poste Italiane, che da sola gestisce quasi 3/4 delle identità digitali, starebbe valutando l'introduzione di un contributo annuo. Si parla di circa 5 euro, una somma modesta ma sufficiente a cambiare le abitudini di oltre 30 milioni di utenti che oggi lo usano quotidianamente. Lo scenario. L'ipotesi si colloca in un quadro di transizione più ampio. Il governo sta spingendo per un graduale superamento dello SPID a favore della carta di identità elettronica. Elettronica e del futuro IT Valley, il portafoglio digitale previsto dal PNRR, che dovrebbe diventare l'unico strumento di accesso a documenti e servizi pubblici e privati. Per capire l'impatto di questa decisione basta guardare ai numeri. A fine 2024 le identità di SPID attive erano circa 40 milioni, di cui 28,7 milioni rilasciate da Poste tramite Poste IG. In altre parole, 7 italiani su 10 hanno scelto il servizio della società guidata da Matteo Delfante. Un'eventuale tariffa, anche simbolica, avrebbe quindi un effetto dirompente e immediato, molto più di quanto accaduto con i provider minori. Già oggi il terreno è stato preparato. Aruba e Infocert hanno introdotto un canone di 4 euro più IVA dal secondo anno, mantenendo gratuito il primo. Register.it è andata oltre a 9,90 euro all'anno per chi dispone di smart card o firma digitale, oltre a 80 euro per chi non possiede dispositivi personali. Le motivazioni addotte sono sempre le stesse: garantire sicurezza, manutenzione e continuità del servizio a costi crescenti che non possono essere sostenuti solo dai provider. E quindi va bene, vamos a vedere come dobbiamo comportare. Intanto vabbè, la carta d'identità è un po' difficile da usare del SpeED. Export giù del 21% verso Codacons, export verso gli USA. Come ampiamente previsto dalla Codacons, l'introduzione dei dazi imposti dagli Stati Uniti ha determinato un tracollo delle esportazioni verso gli USA, che ad agosto crollano del 21,2%.
su base annua. Ultime ore per il concordato biennale, adesione in ritardo. Oggi la scadenza dei termini, al momento non sono previste proroghe. Il concordato preventivo biennale è tornato, ma stando alle stime dei professionisti, pochi contribuenti se ne sarebbero accorti. Probabilmente meno dello scorso anno. Il termine per aderire alla nuova tornata 2025-2026 è ufficialmente fissato a oggi e, al contrario di quanto accaduto lo scorso autunno, non sono in vista proroghe. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo vabbè, ma poi uno mi deve aderire di nuovo in cassa cittadini. Ben stanno a controllare. La pace di Trump, politica internazionale, e Netanyahu, ostaggi, tregua e riforme a Gaza. Il presidente USA, giornata storica, vabbè, questa è concorrente sul premio Nobel per la pace, e quindi che ne fa che che in altre due, in due, ma pare che fa queste. Hamas non ci sta, serve uno Stato. Hamas ha già risposto, è chiaro che questo può non dare risultato a Palestina. Una giornata storica con il Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno annunciato di avere concordato un piano di 20 punti per mettere fine alla guerra a Gaza, che ne scrive Calais Superior. Sull'annuncio del presidente USA e del premier israeliano incombe però l'incognita Hamas. Il piano di Trump non ha finora raggiunto Hamas né alcun gruppo palestinese. Le sue disposizioni sono troppo vicine alla posizione israeliana, ha subito dichiarato un alto funzionario di Hamas, Mahmoud Mardab, in un'intervista ad Al Jazeera. Esamineremo la proposta americana e la discuteremo con le fazioni palestinesi, ha aggiunto. Dopo il bilaterale alla Casa Bianca con Netanyahu, Trump ha presentato la sua proposta per porre fine al conflitto e stabilire un governo post-bellico, ma un governo che non è del Stato palestinese, ma anzeno. Flottilla più vicina alla meta, tensioni in mare, missione quasi conclusa. Grossetto, arresti scontati. Spero non capiti il peggio. Cioè, per quanto pare, hanno bene la crociata da una nave e poi da questa nave abbassano lo soldato israeliano e lo arrestano, lo mantengono per il 10 in arresto e poi lo lasciano andare, lo rimpatriano. Ma si collaborano e firmano un papiro dove è scritto chi fa che un'infrazione, non rispettando lo sconfine israeliano, lo rilasciano dopo 24 ore. Ma andiamo Galata innanzi, inocchiamolo. Piano USA per Gaza, pace vicina. Moldavia ha scelto l'Occidente, esulta l'UE. Moldavia pensa alle elezioni, naturalmente disturbata da ingerenza russa. Alle elezioni vince il partito europeista nonostante le ingerenze russe. Il sollievo dei vertici UE, il plauso dei principali leader europei, il silenzio di Viktor Orban e Robert Fico, cioè il duo filorusso. Basta questo insieme di indizi a testimoniare come le elezioni parlamentari in Moldavia siano andate ben oltre i confini della piccola Repubblica ex sovietica. A Chisinau, nella terra di mezzo tra l'UE e la Russia, alla fine hanno vinto con nettezza le istanze di chi vuole la Moldavia nell'alveo dell'Europa. E poi batta tendenza pure in Aterolocolo, cioè viene là in Azerbaijan, no, sì, e Armenia, insomma, in cui pure batta rompetin di entrare in Europa e sin che si deve essere influenza russa. Bene, in cui stiamo sterminato.
nos damos appuntamento, come a su miracolo, a sa benedizione de sas macchinas e a totus os avvenimentos che bisogna oie. A me sorriderete e buon a tutto da Bizzi TV. Adioso e mezzo sulla casa.